questa meravigliosa cornice qui a Venezia della fiera appunto delle regioni si sta tenendo questo tavolo, il quarto tavolo, che ha come tema fondamentale territorio e sostenibilità. Di fatto io sono intervenuta proprio per mettere in evidenza come la sostenibilità nella nostra regione in particolare debba tener conto del grave problema che stiamo affrontando, che è appunto lo spopolamento della nostra regione, la denatalità, e se non riusciamo ad affrontare questa tematica in maniera, diciamo, intersettoriale, a multilivello, sarà molto difficile veramente parlare di sostenibilità sotto tutti i punti di vista. Sostenibilità economica, perché i servizi diventano non sostenibili quando di fatto devono essere erogati in comunità ristrette, quindi dobbiamo pensare naturalmente ad una riorganizzazione anche dei nostri servizi, che non possono essere più soltanto della piccolo centro, ma probabilmente realizzati per aree, per distretti. E un elemento importante che ho voluto mettere in evidenza è che se dobbiamo e vogliamo vincere questa sfida proprio per rendere più attrattiva e sempre più attrattiva la nostra regione e poter connettere quelle che noi chiamiamo aree interne con le aree urbane, dobbiamo veramente fare un forte sviluppo innovativo. Quindi la tecnologia sarà sicuramente un grande strumento che ci consentirà di rendere appunto la nostra regione più competitiva, in maniera tale da poter affrontare questo grave problema delle aree interne spopolate e delle aree urbane invece che tendono di fatto a crescere con tutte le problematiche connesse. Made in Italy è stato un tavolo veramente interessante dove ogni regione ha rappresentato le proprie tipicità. La regione Sardegna ne ha tante, quindi partiamo dalle proprie peculiarità, dalla cultura, dal mare, da tutto ciò che possiamo portare in giro per il mondo. Io, avendo la delega alla transizione digitale, evidenzio il tema dell'innovazione tecnologica perché è uno strumento importantissimo che dà l'opportunità alle imprese di poter essere competitive nel mondo e quindi dobbiamo offrire strumenti alle nuove start-up per far sì appunto che ci sia una competizione in tal senso. La Regione Sardegna ha portato avanti importanti progetti, uno dei quali Gemelli Digitali con il collegamento con tutti gli assessori e quindi un progetto interassessoriale dove mettiamo insieme tutte le nostre tipicità, quindi cultura, turismo, università, agricoltura, ambiente, protezione civile. Dobbiamo cercare di mappare, di trasformare in digitale tutto ciò che è reale, così potremo avere una Sardegna aggiornata e quindi competitiva. Naturalmente dobbiamo fornire alle imprese strumenti e opportunità di sviluppo. Ci crediamo tanto e quindi proseguiamo su questa via molto importante della transizione digitale. Oggi al Festival delle Regioni, al tavolo in cui si parlava di grandi eventi, di cultura e di turismo, abbiamo proposto come regioni di rivedere anche la politica per un turismo che sia più sostenibile, ma soprattutto che vada a valorizzare anche i piccoli centri, un turismo che sia anche di valorizzazione dei luoghi che possono ospitare grandi eventi sportivi, ma anche il turismo sportivo e soprattutto nel nostro caso il turismo culturale.